Sindaco, la Sagra della Ricotta si conferma un momento partecipatissimo che promuove un prodotto d'eccellenza. Sì, è l'ennesimo appuntamento che ogni anno ci riproponiamo di offrire alla città, alla riscoperta degli antichi sapori, proprio per ritornare alla tradizione e riscoprire la nostra identità. È partecipata, come vedete stasera, non solo da cittadini sabettesi ma anche da numerosissimi cittadini che avvicinano presso la nostra comunità dai paesi viciniori. Un altro importante appuntamento sarà domenica con la pastorale di Nardo. Sì, sono due eventi che leghiamo ogni anno, i primi di gennaio con la Sagra della Ricotta e del formaggio ricorrente, che si sposa poi con la giornata dell'Epifania, il 6 gennaio, la pastorale di Nardo, che è una delle tappe fondamentali tra le feste siciliane folcloristiche per tradizione rinomate. Ne parlava anche il P3, che ripropone in modo significativo la transumanza e la vita della comunità che si svolgeva in una masseria, con l'avvio, con un percorso che si snoda tra le vie cittadine e culmina con un momento condiviso nella piazza San Carlo, dove Pastori, Nardo, che è un beffardo e goliardico diciamo lavoratore della masseria, si ripropone di partecipare alla vita assieme e giocherellando anche con i partecipanti e facendo interagire la piazza in un gioco di profumi, di sapori e di effusioni. A Santa Elisabetta c'è anche una presenza di richiedenti asilo, gestiti dall'associazione Acquarinto. Come vivono questi momenti gli stranieri? Questa serata è stata, come dire, di comune accordo organizzata con l'associazione Acquarinto, che è un'associazione che gestisce in solidarietà e in integrazione il nostro centro per rifugiati politici. È un centro che accoglie 40 rifugiati e in questa occasione, condividendo anche il processo organizzativo, abbiamo fatto partecipare i ragazzi allo sviluppo e all'organizzazione della festa. Stasera sono mischiati tra noi, con noi condividono l'organizzazione, condividono anche gli effetti della festa e sono cittadini e rifugiati assieme, fraternamente, in un processo di solidarietà e di condivisione che vede da anni partecipe questa comunità in modo attento e in modo proficuo. L'associazione Acquarinto gestisce qui a Santa Elisabetta uno dei progetti SPRAR e oggi insieme all'amministrazione avete attuato una sinergia di integrazione e partecipazione. Sì, l'associazione culturale Acquarinto qui a Santa Elisabetta gestisce uno SPRAR da diversi anni. Il sistema di protezione praticamente è un sistema che cerca di integrare tutta questa gente nel territorio in cui vivono. Volevo cogliere l'occasione di ringraziare il sindaco per averci partecipato a questa manifestazione in cui questo popolo tiene così tanto e volevo dire che questo popolo sono gente veramente che accolgono e cercano di integrare questa gente nella vita quotidiana loro. Siamo contenti di poter festeggiare con tutta la popolazione di Santa Elisabetta questa serata, perché ricorre proprio la tradizione relativa ai prodotti tipici. La ricotta è un nostro prodotto locale, è una prima scelta e diventa un'espansione anche di espressione turistica, perché noi vogliamo proprio che la gente venga a degustare. Ci sono anche integrazioni di altri prodotti tipici e quindi per noi è una serata importante, vogliamo proprio che la gente si diverta e che possa mangiare serenamente.